Buonasera a tutti, benvenuti al Palazzetto di Montebello Vicentino, 12ª giornata di campionato, girone andata, Serie D, girone A. Ospitiamo questa sera al Palazzetto di Montebello la squadra prima in classifica, 11 vittorie su 11 partite giocate. Signori, maglia biancorossa, il Vicenza Calcio a 5, benvenuti. Questa sera ospitiamo la prima in classifica, andiamo subito a verificare quelle che sono le probabili formazioni. Eccolo qui, il Vicenza si presenta con Markovic in porta, centrale Dal Grande, laterali Peretto e Dalla Vecchia, pivot Alan Jacquelin, non sappiamo se partirà dall'inizio ma dovrebbe essere lui. In panchina Vicario, Nastic, Celebic, Bulajar, Mozzo e Banzo. Allenatore il nostro amico Vincenzo Cavallo. Abbiamo visto in tribuna anche il presidente Jacopo Tranquilli. Benvenuto a Montebello Vicentino. Leonicena che si presenta invece con Longo, Benetti, Nocera, Vanzan, Alex Della Monica, Minniti, Manuel Della Monica, Bocconcello, Elidrissi, Tior, Mario Consolaro, Mirko Fattori. Allenatore è il nostro Alessio Martinelli da Caldiero. Sempre presenti in cabina di regia per questa sera il vostro Giulione alla commento. Posizione di regia invece alla musica e alla telecamera il nostro Alexis Girardi. Ha visto la fine del primo tempo dell'Inter Supercoppa italiana e poi si è tuffato verso la sua Leonicena. Siamo pronti per raccontarvi questa partita che è una partitona. Ospitiamo quindi i primi della classe. Partirà la Leonicena dalla destra alla sinistra del vostro teleschermo. Leoni in campo quasi con la formazione annunciata. In porta Alberto Longo, alla palla adesso Lorenzo Nocera, numero 10 Alex Della Monica, Manuel Della Monica, numero 24 Benetti Dylan, posizione di centrale difensivo. Vicenza che parte subito senza indugi con Nastic, Celebic e i due ragazzotti che abbiamo visto con praticamente tutte le maglie pronti a fare la differenza, Mattia Dal Grande, numero 16, e poi con la maglia che tutti sognerebbero di indossare, numero 10 Stefano Peretto. In porta, come annunciato, dovrebbe essere Markovic. Siamo appena partiti, partita molto molto interessante, soprattutto perché il Vicenza Calcio a 5 non perde praticamente da inizio campionato, quindi un bel banco di prova per i nostri leoni che nell'ultimo periodo si sono un po' persi, un po' per stanchezza, un po' per situazioni che non siamo riusciti a superare, qualche addio di troppo e qualche situazione che è assolutamente da correggere, ma quando il campo chiama i leoni cercano sempre di dare del loro meglio, quindi ci sono tutte le possibilità e la palla sappiamo benissimo che è rotonda. Qui c'è stata una piccola occasione con Peretto ma i leoni sono subito ripartiti con i gemelli. Ora Benetti, Alex Della Monica, Manuel Della Monica, Nocera, gira palla, la formazione di mister Martinelli. Qui Benetti viene spostato di giustezza da Nastic. Bellissime queste maglie biancorosse, sarà che per un motivo o per l'altro siamo tutti dei grandi tifosi dell'Ane, quindi è anche molto particolare per noi commentare una gara di questo genere, ma è proprio questo il bello dello sport, che ci permette di raccontare situazioni che probabilmente sarebbero irripetibili. Quindi anche un ringraziamento al Vicenza Calcio a 5 che con questa maglia biancorossa ci permette di raccontare qualcosa a cui siamo assolutamente affezionati da sempre. Qui gira palla al Vicenza con Celebic, recupera il pallone ora Dal Grande. Celebic, Nastic, Peretto,
Dal Grande sulla sua mattonella, Dal Grande che tra l'altro, se non erriamo, dovrebbe proprio aver giocato in questo palazzetto. Erano altri anni per questo giocatore che ha calcato tutte le categorie, compresa la Serie A. Qui subito Celebic recupera palla, Benetti, parte velocissimo Alex Della Monica, numero 10 sul lato di giustezza. Dal Grande, dicevamo, Dal Grande con la sua giovanissima età aveva giocato anche nella Serie A dell'Arzignano Grifo. Ma sono dei nomi assolutamente interessanti quelli messi assieme dall'ottimo lavoro di Luca Cavarretta, Filippo Concato e del presidente Jacopo Tranquilli, che ha deciso di porgere la mano anche a questo sport, cercando di alzare il livello e di portare l'eccellenza. Qui gran botta e gol del vantaggio del Vicenza. Non ci ha pensato due volte, ha segnato Nastic con il numero 3 al minuto 3,51 su bellissima imboccata di Dal Grande. Rivediamo anche questo gol. Leoni che non devono assolutamente disunirsi, la partita è appena iniziata, ma ovviamente il Vicenza ha già messo la freccia. D'altra parte, ricordiamolo, nessuna sconfitta su queste 11 gare disputate. Esperienza e anche presenza in campo per la formazione di Mister Cavallo, che ha accettato questo nuovissimo progetto dalle prime ore. Peraltro qui Dal Grande calcia fortissimo, la palla viene toccata da Lorenzo Nocera, il nostro numero 14. Anche per lui la ricerca del riscatto dopo qualche prestazione un po' appannata. Corner Vicenza, Dal Grande subito ad aprire, Celebic a occhi chiusi però non trova Peretto, si fa subito avanti il Vicenza che vuole chiudere immediatamente la pratica leonicena che però non ha nulla da perdere, quindi subito in avanti, e il contropiede di Benetti viene toccato da Milos Markovic, classe 93, e poi la palla esce. Nocera, Alex Della Monica si allunga la palla, passa sotto le gambe di Peretto, ma la palla poi esce. Pubblico delle grandi occasioni qui al palazzetto di Montebello Vicentino, come è giusto che sia. Qui velocissimo coast to coast di Dorde Nastic, il classe 99, punta sul secondo palo, la palla esce di poco, quindi si riparte da lungo. Benetti, Manuel Della Monica, gioca sul gemello, Lorenzo Nocera cerca spazio, va su Manuel Della Monica, si copre benissimo il Vicenza. Qui gran palla di Benetti, però troppo lunga a cercare Manuel Della Monica. I due si scambiano un ok, pronto a ripartire il Vicenza. Si riparte dall'autore del gol, Nastic. Dal Grande alla ricerca del numero 11 Celebic, però Benetti non si lascia superare. Manuel Della Monica, Benetti, e c'è la possibilità per Alex Della Monica che va subito a pareggiare i conti. 6,54, la Leonicena risponde presente. Scusate, avevamo sbagliato il punteggio, ma riguardiamoci subito il gol. Pareggio della Leonicena. Alex Della Monica letale, non lascia scampo a Markovic, e su una piccola palla sporcata dalla retroguardia vicentina, Alex Della Monica, che ora zoppica, letale, porta al pareggio.
ci scusiamo nuovamente, abbiamo sbagliato tasto nell'indicare il vantaggio vicentino. Chiaramente era logico che fosse così, vista la rete di Nastic. Benetti lancia lungo, palla preda di Milos Markovic. Fa subito il suo esordio in campo Fad Bulajar, è l'acquisto, il primo acquisto invernale che il presidente Tranquilli ha deciso di regalare a Mister Cavallo, provenienza Valdagno, Serie C1. Benetti, Alex Della Monica, qui subito dal grande Peretto, sempre in mezzo a combattere la Leonicena. Qui Peretto, vediamo, con la sua classe, ma Manuel Della Monica risponde presente. Peretto classe 81, ha giocato in tutte le categorie, durante il Covid non pago se n'è andato anche a giocare in Serie B. Stessa sorte anche per Mattia Dal Grande. Si tratta di due personaggi che questo sport, soprattutto nel vicentino ma non solo, l'hanno insegnato e hanno anche incantato con le loro gesta varie squadre e tantissime vittorie per i due biancorossi. Cambio della gara, esce Alex, entra Mirko Fattori, numero 9. Manuel Della Monica, posizione di centrale, c'è Benetti, qui viene contrastato da Dal Grande, ancora in mezzo Dal Grande, Benetti, palla che esce, passa tra Peretto e Bulajar, nella terra di nessuno, la recupera Nocera che parte subito. 9 minuti e 30 sul cronometro, siamo 1-1 in rete. Nastic pareggia Alex Della Monica, siamo 1-1 qui al palazzetto di Montebello Vicentino, palazzetto gremito, bellissimo vedere tutte queste persone. Ringraziamo anche voi che avete deciso di seguirci sul nostro canale YouTube. Ricordiamo che chiaramente questa sarà l'ultima partita di questo 2025, anche se per i Leoni si prospetta un lunedì molto divertente nella Coppa delle Stelle, che verrà disputata alla Bombonera Ridolfi lunedì sera con Leonicena Serie D Under 21 e inoltre gli amici dello Zevio Calcio a 5 e del Futsal Sossano. Una serata divertente per salutarsi e farsi gli auguri di buone feste. Poi i Leoni molto probabilmente non si fermeranno, ma partiranno immediatamente con il richiamo della preparazione, considerando anche che c'è veramente poco tempo per recuperare in vista del 9 di gennaio, quando i Leoni saranno ancora in casa per un'inversione di campo con il Futsal Città Murata. Quindi Leoni che ne hanno giocate già 3 di partite. Ci sarà quindi un girone di ritorno molto duro, lontano da casa, ma come è giusto che sia. Qui Benetti si allunga, Mattia Dal Grande non lascia nulla di intentato, la retroguardia biancorossa. Benetti, Mirko Fattori su Nocera, Benetti di nuovo ad aprire su Fattori, lo marca Mattia Dal Grande, palla su Nocera che si gira, calcia, si distende Markovic, si rimane sul pareggio. Siamo 1-1 qui al palazzetto di Montebello Vicentino, quando il risultato è all'impasse con la rete del vantaggio di Norden. Nastic ha pareggiato poco dopo Alex Della Monica. Ricordiamo Vicenza Calcio a 5 che ha sempre e solo vinto in questo campionato. Qui Bulajar viene bloccato da Nocera, contropiede della Leonicena, viene messo giù, non viene fischiato il fallo. Nastic bravissimo, non abbiamo verificato se c'era stato un contatto, chiediamo ad Alexis, c'era un contatto, secondo Alexis non c'era nessun contatto, quindi giustamente Atanasov ha deciso di lasciar proseguire. Poi vi mostreremo anche la grafica del fischietto di Verona, lo abbiamo incontrato varie volte ma solo ed esclusivamente in ambito Under 21. Mirko Fattori,
apre su Benetti. Benetti tiene palla, prova a cercare Fattori, ma qui non c'è fallo. Cercava il fallo Peretto. C'è poi uno scambio di opinioni con Nastic, che non intendeva far passare Fattori. Per Peretto una richiesta di fallo non esaudita da Atanasov. Ha fatto anche il suo ingresso un ragazzino, possiamo chiamarlo così scherzosamente, classe 2009, Giacomo Dalla Vecchia. Ha debuttato con gol, se non ricordiamo male, contro il Futsal Città Murata. Poi lo abbiamo reincontrato anche con l'Under 21. Questo ragazzo di ottime speranze, provenienza Gatto Sole, se così si può ancora chiamare. E qui non c'era Manuel Della Monica. Manuel Della Monica si allunga, calcia, risponde presente con il numero 26. Vicario, chiediamo scusa, per noi era il titolare Markovic, invece è Vicario in porta con il numero 26, anzi ce lo segniamo con la nostra penna nera. In porta Vicario, ci scusiamo con i tifosi del Vicenza. Qui non c'era, sul lato calcia ancora, Vicario risponde presente. Il Vicenza può allungarsi. Vicenza che in questo momento è in campo con Vicario, Dal Grande, Peretto, Dalla Vecchia e Boluahajar. I minuti sono 14 e 18. Sempre 1-1 qui al palazzetto di Montebello Vicentino. È entrato anche il nostro capitano Thomas Van Zan con il numero 30. Vi stiamo raccontando la 12ª giornata di campionato Serie D Girone A. Veneto chiamato ora il time out e l'ha chiamato probabilmente il Vicenza. Noi ci prendiamo esattamente un minuto per bere un bicchiere d'acqua. Ci vediamo tra poco. Ritorniamo, era stato chiamato da Mister Cavallo, che ha visto qualcosa che non lo convinceva, quindi time out del Vicenza. Vicenza ora in avanti, Leoni che cercano di coprire la bene meglio, qui gran palla, subito Peretto Dal Grande, però centrale, quindi Longo la recupera, qui c'è un contrasto, subito avanti. Il Vicenza, Leoni che ripartono, Van Zan, il nostro numero 30, Manuel Della Monica qui ci ha provato Mirko Fattori, ma non si è lasciato sedurre il giocatore ospite maglia biancorossa. Sempre 1-1 qui al palazzetto. Ricordiamo rete di Nastic nei primi minuti e poi pareggio di Alex Della Monica, numero 10 di serata. Longo lancia, cerca Manuel Della Monica che si gira, supera Peretto, qui ha la possibilità Manuel Della Monica, si gira, viene messo giù, non c'è fallo e poi però dovrebbe recuperare una rimessa laterale, no, viene data alla formazione biancorossa. Diremo anche, giustamente, non abbiamo visto molto bene qui dalla nostra postazione, quindi riparte il Vicenza con Peretto ad aprire su Dalla Vecchia, si allunga Manuel Della Monica, non si è fidato, anche perché Dalla Vecchia è assolutamente un giovane di prospettiva e di spessore. Cerca subito Bulajar, sempre avanti il Vicenza, Bulajar cercherà Dal Grande, ora su Peretto, Peretto non ci arriva, palla di poco fuori misura, i Leoni possono ripartire con Van Zan, Benetti, Van Zan nuovamente, Benetti lancia lungo, ci prova perlomeno, non c'era, palla pericolosa di Benetti,
Nocera lancerà sicuramente, va alla ricerca di Van Zandt, palla direttamente tra le mani di Vicario. Un momento un po' difficile in questo primo tempo, siamo al 18esimo, già chiamato un time out il Vicenza per spezzare e anche provare a costruire qualcosa da un punto di vista degli schemi. Leoni che però si coprono qui, gran palla di nuovo alla ricerca del secondo palo di Dal Grande. I Leoni che però ripartono qui, Van Zandt viene attaccato, non se ne rende conto, ma lancia lungo e quindi si salva con Vicario. Parte subito la formazione di mister Martinelli, calcia Nocera, gran botta all'incrocio dei pali alla sinistra di Vicario. Boulajar, si riparte da Dal Grande, il numero 16, che tra l'altro abita proprio qui vicino a Montorso Vicentino. Per lui una delle poche trasferte probabilmente vicine. Benetti, Mirko Fattori viene messo giù, non viene chiamato il fallo, siamo sempre 0-0. Nocera, Van Zandt, Mirko Fattori ad aprire, però la recupera Peretto. Nuovo gioco di prestigio di Boulajar, ma recupera poi Mirko Fattori. Benetti prova a cercare, ma in mezzo di nuovo su Dalla Vecchia, riparte Boulajar, sulla sinistra c'è Dalla Vecchia, ma non si fida, qui fallo giusto che viene fischiato a favore del Vicenza. Lo segnaliamo anche stavolta, non sbagliamo la parte del tasto. Primo fallo Leonicena, minuto 19. Boulajar subito buttato nella mischia, però qui tiene palla ancora Alex Della Monica, potrebbe farcela, palla che però viene sporcata da Peretto e recupera Vicario. Riparte Boulajar, un altro fallo è di Nocera. Siamo al secondo fallo Leonicena, se n'era involato. Boulajar ha dovuto costringere Nocera al fallo. Siamo al secondo della gara, minuto 19:40, rientra Nastic. Peretto, Nocera col ginocchio, non trova spazio. Peretto si lamenta anche con i suoi compagni, probabilmente vorrebbe molto più movimento. Cerca Norden Nastic, si gira, gran botta e poi salva tutto, prima Longo e poi Van Zandt. Ci teniamo ancora una volta a ringraziare voi spettatori appassionati, tifosi di entrambe le squadre, anche del Vicenza, che avete deciso di guardarci. Qui palo di Nastic, che avete deciso di guardarci sul nostro canale YouTube. È anche molto bello vedere tutte queste persone al Palazzetto di Montebello, che è un teatro che merita sicuramente tutto questo calore e tutta questa presenza. Lo è con l'hockey, speriamo di continuare a mantenerlo anche col calcio a 5, perché come ben sapete qui il calcio a 5 c'era, è arrivato fino alla C1 e c'è un po' un filo conduttore, diciamo, morale con quella squadra, e quindi è anche bello continuare a essere presenti in questo comune che tanto bene ci accoglie ad ogni gara casalinga. Dalla Vecchia, Dal Grande, Peretto in posizione di play, subito accelera Dal Grande, però la palla è troppo lunga per Nastic, il numero 3 non ci arriva, quindi è nuovamente Benetti. Nocera contrastato da Nastic. Alex Della Monica prova a lanciare Nocera, vediamo cosa succede, si scontrano Vicario e Peretto. Era proprio quello che cercava probabilmente Nocera, quindi rimessa laterale. 21:40 in avanti Leoni, siamo sui 15 metri. Van Zandt, Nocera apre su Alex Della Monica, Benetti, Nocera, palla che esce, si dispera il numero 14. Nel frattempo andiamo anche a raccontarvi quelli che sono i dirigenti. Per il Vicenza c'è in panchina Albano Antonio Pio, Tessari Diego e Luca Cavarretta, il responsabile di campo. Leonicena che ovviamente oltre a mister Martinelli si presenta anche con Renzo Barana. Qui un attimo solo proviamo a raccontare, palla che però esce. Renzo Barana, Paolo Sgreva il vice di Alessio Martinelli e la nostra infaticabile Ilenia Bressan. Qui in regia con me c'è sempre Alexis Girardi. Qui Alex Della Monica su Van Zandt, Van Zandt si gira, contrastato dal Dal Grande. Nocera, c'è poco spazio, Van Zandt cerca Alex Della Monica,
non c'era, calcia senza pensarci, l'esperienza di Mattia Dal Grande che si immola nuovamente. Siamo nel calcio d'angolo, Benetti gira palla, calcia, la palla è fuori misura, siamo sul 1,5 metri dalla porta difesa da Vicario che riparte con le mani su Peretto. Dal Grande qui contrasto con Alan Jacquelin, è entrato alla fine, qui fallo, terzo fallo Leonicena, è entrato finalmente anche Alan Jacquelin, nostro amico da anni, per lui varie squadre, ancora Alan Jacquelin potrebbe segnare proprio alla prima palla, ci prova di nuovo, viene fischiato, fallo di mano, vediamo se viene segnato. C'è il primo fallo anche per il Vicenza, dicevamo Alan Jacquelin, compagno per non dire fratello anche di Stefano Tedeschi, per loro una bellissima carriera assieme allo Schio, al Monte di Malo e molto altro per questi due ragazzoni che abbiamo anche apprezzato nei CNU del CUS di Alessandro Zambon, patron del CUS Calcio a 5, quindi questo calcio a 5 che tra università e sport reale ci permette di conoscerci. Qui Tior è entrato anche lui, numero 7, si contrasta con Nastic. Rimessa laterale per il Vicenza quando i minuti sono 24. Vicenza che prova ad alzare il ritmo. Dal Grande, Peretto cerca Alan Jacquelin che si gira ma c'è Benetti di mezzo. Ora palla su Tior viene messo giù, non c'è fallo però da parte di Nastic. Abbiamo quindi capito che per Atanasov diciamo questi contrasti considerati un po' leggeri fanno parte del gioco, ci sta anche, è un metro di giudizio che va comunque legittimato, quindi è importante anche capirlo per adeguarsi poi a quello che è il sistema di gioco. Time out richiesto da Mister Martinelli, ci prendiamo un altro bicchierino d'acqua tra poco. Eccoci qui, ritorniamo. Time out passato per Alessio Martinelli. Riparte quindi la Leonicena, recupera palla però Peretto, Nastic, Dal Grande, Peretto, Jacquelin si invola, cerca palla sporcata, quindi c'è Alex Della Monica, ma Dal Grande di esperienza dribbla e si va in avanti, ma Manuel Della Monica recupera la palla, qui bravissimo Alan Jacquelin a contrastare il numero 24 e a guadagnare con il tocco sempre della Leonicena una rimessa laterale molto interessante quando i minuti sono 26 sul cronometro. Nastic, Dal Grande, si sposta Peretto, Alan Jacquelin tiene palla, Nastic contrastato da Tior Oumar, Dal Grande alla ricerca di Peretto, c'è un contrasto, ora però Tior si gira, viene messo giù, no, viene solo toccato, scusate, ci siamo un attimo perduti, il fallo però è di Nastic. Pensavamo erroneamente che questo secondo fallo del Vicenza potesse anche nascere da una caduta di Tior, in realtà il nostro numero 7 elasticissimo è rimasto in piedi, sì, c'è stato questo contrasto con Nastic che Atanasov ha considerato come falloso. Una partita peraltro tutt'altro che fallosa, anche se i minuti sono 27 su questo primo tempo, sembra una partita molto ben giocata, chiaramente allora per il Vicenza sicuramente, ma anche per la Leonicena il livello si è assolutamente alzato
sintomo che probabilmente la Leonicena potrebbe anche starci in certe situazioni, ma manca qualcosina per poter diventare grandi. Pronta la Leonicena schierata. Della Monica recupera palla, bravissimo Peretto, aveva capito tutto, e Benetti da punteros che doveva essere si butta di nuovo a salvare su Peretto. Bellissima l'intelligenza tattica di Peretto, che aveva capito tutto e si era lanciato in contropiede. Peretto su Celebic, Jekyllin viene contrastato da tutti, ma la palla arriva poi a Longo. Tior che parte a giocare alla ricerca, qui perde palla poi su Celebic, e Manuel Della Monica recupera con la sua esperienza, viene messo giù e c'è il fallo di Dal Grande. Fallo davvero interessante, sicuramente c'è stata una spinta e il fallo assolutamente c'era. Atanasov però probabilmente ha visto l'accentuazione della cosa, o l'accentuo, e ha fischiato il fallo, però non si è preparato bene, quindi in realtà è sempre palla Leonicena, ora Vicenza, ma il Vicenza ci aveva messo il piedino. 29 minuti di gioco, Celebic, Jekyllin, lasciato solo Peretto colpevolmente sul secondo palo, riparte Manuel Della Monica che cerca Alex Della Monica, che calcia, la palla esce su Vicario in uscita. Possibilità di rete della Leonicena, anche se dobbiamo dire a ragion veduta per Alex Della Monica che non è assolutamente facile mettere un pallone alle spalle di un portiere in uscita, soprattutto se ha la stazza di Riccardo Vicario. Qui Benetti calcia sempre avanti la Leonicena quando i minuti sono 29-31. Qui calcia nuovamente, calcio d'angolo Leonicena che si porta in avanti. 29-40. Benetti gioca su Oumar che calcia ancora, c'è una possibilità qui di testa, ora Manuel Della Monica calcia, gol! Leonicena che si porta in vantaggio al 30° minuto, c'era stato un piccolo capitombolo all'interno dell'area anche con un colpo di testa di Benetti, e poi Manuel Della Monica che porta in vantaggio la formazione di Mister Martinelli. Guardiamoci questo gol, anche se i minuti sono 2 di recupero. Vi abbiamo lasciato da soli per 30 secondi in cui il Vicenza si è divorato la rete del pareggio. Qui ancora Leoni in avanti, bellissimo passaggio sul secondo palo di un Vicenza che delle geometrie ha fatto la sua forza. D'altra parte Mister Cavallo è un asso in queste cose, la palla però è stata troppo chiusa ed è uscita. Qui Jekyllin e possibilità, rete del pareggio al 31° minuto. La rete è di Mattia Dal Grande, rimette tutto a posto il Vicenza. Rivediamoci questo pareggio, non c'è nulla da fare, la prima in classifica pareggia nuovamente i conti. Dura veramente poco il vantaggio della formazione di Mister Martinelli. Il Vicenza sfrutta una chiusura errata su Dal Grande che appoggia sul secondo palo. 2-2, siamo a 31,50. Leonicena che sembrava aver messo la freccia, ma con i primi in classifica è veramente difficile. Qui c'è un fallo, ma penso che la partita sia anche finita, quindi mettiamo un po' di musica al palazzetto, ci prendiamo un quarto d'ora di pausa e ci vediamo tra pochissimo per il secondo tempo di questa bellissima partita.
Eccoci qui, tutto pronto per il secondo tempo di Leonicena Vicenza Calcio a 5. Bentornati sul nostro canale YouTube Leonicena Calcio a 5. Tutto pronto per il secondo tempo. Il signor Atanasov di Verona pronto per fischiare il secondo tempo. Stavolta partirà il Vicenza dal grande Celebic, Bulajar e Peretto. Vicario in porta per il Vicenza. Leoni che rispondono con Longo, Benetti, Tior che va subito ad attaccare dal grande Mirko Fattori e Lorenzo Nocera. Pronta la Leonicena a contrastare l'avanzata dei primi della classe che in questo momento stanno impattando per 2-2 qui al palazzetto di Montebello Vicentino. Calcio di Celebic, palla di poco sopra l'incrocio dei pali, difeso da Alberto Longo. Per lui anche stasera il completo festivo yellow giallo canarino. Bulajar, Celebic, Peretto dal grande Fattori. Si scambiano i due. Ha già fatto il primo giro all'indietro Peretto alla ricerca dello spazio. Bulajar, numero 28, appena arrivato, è l'acquisto del mercato, chiamiamolo così, di riparazione, se così si può chiamare, per una squadra fortissima che punta alla C2 diretta come il Vicenza. 2-2 intanto qui a Montebello Vicentino. Come di consueto, prima maglia biancorossa per il Vicenza Calcio a 5, gli ospiti di stasera. Leonicena con il suo consueto completo Black Lions. Qui parte subito Tior, Benetti, Nocera che prova ad aprire su Benetti, la palla esce. Riparte Peretto, Celebic e poi Peretto nuovamente. Gira palla al Vicenza, cerca uno spazio sul campo difeso dalla Leonicena che si fa a poco più aggressiva. Dal grande, contrastato da Tior, Mirko Fattori. Tior, Celebic, giro palla del Vicenza, continuo. Celebic, Tior, Bulajar, bravissimo, contrastato dal numero 7. Qui Mirko Fattori recupera la palla, apre su Nocera, ma ci ha messo il piedone Mattia Dal Grande. Davvero una gran partita quella di stasera. Mirko Fattori tiene palla, tocca ancora Bulajar e poi Celebic. Benetti deve coprire sull'avanzata di Peretto, il capitano di questo Vicenza che ha giocato il suo all-in in questo progetto veramente ambizioso sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista organizzativo e anche, con molto piacere, ci piace raccontarlo, dal punto di vista sociale, perché poi sappiamo bene che non può essere sport se non c'è anche questa linea sottile ma parallela all'aspetto sportivo. Il Vicenza in prima linea. Dal grande Bulajar apre su Peretto, la palla però è troppo in fuori, quindi recupera Mirko Fattori, apre su Benetti, proverà a calciare, Vicario pronto, in ginocchia e con le mani aperte. Leoni che si fanno avanti, recupera però palla Peretto, quindi ora Celebic. Bulajar dal grande porta in avanti il Vicenza con Peretto ora. Gira palla, anse molto lunghe su questo 4-0 della squadra ospite, a cercare anche un bel quadratone, lo vedete come si allunga, però ora Nocera alla palla, viene contrastato dal grande, poi ora Benetti con Tior. Benetti viene messo giù da Bulajar, non c'è per nulla fallo nonostante ci sia un piccolo capitombolo del nostro numero 8.
Benetti su Tior, Tior calcia lo stesso, rimane la palla in mezzo, mette giù la palla, Tior calcia, Bulajar, rimane lì la palla ma la recupera Peretto e ora Celebic, Peretto si allunga, molto pericolosa questa situazione di gioco, deve risolverla Benetti, la risolve in questo modo, Nocera si allunga la Leonicena, proverà a calciare, calcia però centrale il nostro numero 14, quindi c'è un altro cambio di gioco qui, bellissimo l'intervento del nostro numero 7. Tior calcia di nuovo, si salva il Vicenza con Vicario, bellissima parata sulla bellissima conclusione del numero 7 Tior Umar, per lui una carriera gloriosa arrivata anche alla Serie D con vari provini tra cui FC Internazionale e Caldiero, ha giocato anche in provincia di Potenza a Lago Negro, promozione ed eccellenza, poi Ambrosiana e poi questo amore per la sua città di adozione. E all'Unigo ha trovato la sua stabilità al numero 7. Nocera, attacca su Celebic, qui prova a tenere palla, la recupera prima Celebic e poi Norde, c'è un contrasto, viene spinto giù da Celebic con forza, qui gran palla sul secondo palo a cercare Norde e Nastic, però i Leoni sono ancora avanti, giro palla della formazione di mister Martinelli, Nocera alla ricerca di Fattori, viene messo giù, bellissimo intervento di Nastic per Atanasov, non c'è fallo, quindi si continua a giocare, rientra anche Alan Jacquelin per dare ancora più spazio, qui Jacquelin si gira, contrastato da Tior Umar, non viene fischiato il fallo, viene fischiato adesso, è il primo fallo di questo secondo tempo, Alan Jacquelin se l'è visto sfilare, ha voluto subito bloccare la ripartenza del numero 7, quindi fallo, si riparte, Nocera. Manuel Della Monica all'apertura di... qui riparte Leonicena con Della Monica bloccato da Peretto, bellissimo scambio tra Tior e Manuel Della Monica, Nocera proverà ancora a calciare, la palla resta lì, però c'è Alex Della Monica che ce l'ha, Manuel Della Monica ora, Tior Umar, Alex Della Monica calcia, qui con la testa il fratello gemello, rimessa dal fondo, parte immediatamente e lo aspetta però con grande fair play Peretto, Nastic dal grande, palla sul secondo palo dove potrebbe esserci Peretto, qui c'è un contrasto, Jacquelin, Nocera, molto pericolosa la posizione sul secondo palo di Stefano Peretto, sempre ancora anche dal grande con il suo piede micidiale, Peretto dal grande, Nastic calcia, risponde presente Alberto Longo, Manuel Della Monica, Leoni, e c'è l'ingresso in campo anche del nostro montebelliano Eli Drissi, ricordiamo lui in rete con l'Isola, per lui anche alcuni giochi con molti di questi ragazzi, ricordiamo che Eli Drissi ha giocato anche in Serie C1 da giovanissimo. 8 minuti di gioco, Manuel Della Monica, Eli Drissi prende la palla Nastic ma la recupera Longo, lancio su Alex Della Monica, Manuel Della Monica, c'è Jacquelin di mezzo, Alex Della Monica ad aprire su Tior contrastato dal grande, non c'è fallo per niente come giustamente indicata Nasov, poi di corpo dal grande con la sua esperienza, pochi sono i contrasti che può perdere un ragazzone come Mattia Dal Grande, qui in apertura su Eli Drissi, palla che esce, quindi rimessa di Vicario. Bella questa partita qui al Palazzetto quando i minuti sono 8:50, Vicenza Sornione che gira palla, Nastic, Peretto, Nastic nuovamente, Nastic gira palla al Vicenza, cerca un pertugio tra le maglie della Leonicena, ora lo ha trovato però Leoni che si devono chiudere e qui palla che esce. Rimessa per il Vicenza.
quando è entrato anche il nostro capitano Vanzan. Qui possibilità di Nastic, palla che esce, è sempre per il Vicenza, scambio di opinioni con Atanasov. Qui Nastic non si fida a girarsi, ora però lo gioca il pallone su Peretto. Jacqueline di spalle, palla che viene però tenuta dal fortissimo numero 6, dal grande. Apertura, bellissimo passaggio di Peretto, capisce tutto Vanzan, Leoni che si srotolano, gran palla calciata e rimessa. Nastic ci aveva messo il corpo, poi con esperienza cercava la rimessa laterale. Dobbiamo anche raccontare di quella che è l'esperienza e anche la malizia di questi giocatori del Vicenza, che meritano assolutamente il primato. Non mollano un pallone e girano veramente bene il pallone. Peretto contrastato da Della Monica e c'è il primo fallo anche per la Leonicena. Edi Della Monica fischiato. Siamo 1-1, Leoni che si sistemano per la punizione, calcio piazzato che potrebbe essere molto pericoloso. Cavallo sappiamo che è molto meticoloso sugli schemi di gioco, si prepara infatti dal grande e poi Peretto. Palla in mezzo, recupero Manuel Della Monica, Nastic e però Vanzan mette in rimessa qui Peretto, marcato da Eli Drissi. Manuel Della Monica, posizione su Jacqueline, palla che però è distante. Alex Della Monica ci va, proverà a calciare, calcia Mattia Dal Grande, risponde presente Alberto Longo e possiamo dire con l'amicizia verso Peretto, erroraccio davanti a Longo per un gol che poteva sembrare già fatto al minuto 11. Longo cerca Alex Della Monica, Manuel Della Monica lancia lungo, troppo lungo per Vanzan. Posizione di pivot per il nostro capitano, continua a girare palla, la formazione di Mister Cavallo, prova a dare spazio, qui bravissimo Nastic, calcia ancora, però i Leoni rispondono ancora presente, molto attenti, riparte la Leonicena che si srotola, palla su Alex Della Monica, la recupera Peretto, c'è un contropiede molto pericoloso anche se ci sono solo due giocatori del Vicenza, però la tiene Manuel Della Monica, palla fuori, rimessa laterale per il Vicenza. Partita che si sta alzando nel ritmo, molto bella però siamo sempre nel pareggio. Ricordiamo le reti per la Leonicena, doppietta, attenzione, per la Leonicena doppietta dei gemelli Della Monica, per il Vicenza prima Nastic poi Mattia Dal Grande per questo 2-2 al 12° del secondo tempo. Si prepara ad entrare anche un altro ragazzo che abbiamo visto crescere nelle giovanili d'Ermia Montecchio, era il 2013-14, si chiama Alessio Banzo, trovato anche al Cresule, trovato anche al Vicenza. Anche lui, ci dicevamo prima, vecchio, in realtà è un classe 93, quindi molto giovane nonostante tutto. Con la sua esperienza ha deciso di lanciarsi su questa esperienza di qualche anno al Vicenza, ora ha la possibilità, stando là davanti. Leonicena in avanti ancora, recupera però palla la formazione di Mister Martinelli, Alex Della Monica lancia palla, viene bloccato da Nastic, bravissimo il numero 3 biancorosso. Leoni che si sistemano, Dal Grande, Alessio Banzo, posizione di centrale per lui che può giocare anche laterale. Peretto prova a guadagnarsi una rimessa laterale in posizione avanzata, lo fa. Nastic pronto, contrastato, palla ancora, arriva su Dal Grande, cerca lo spazio per Nastic ma c'è di mezzo Alex Della Monica, non però con il braccio. Qui non si capisce con se stesso, Dal Grande cercava il colpo di prestigio per Nastic, qui palla su Marco Bocconcello che parte subito, recupera palla, però la palla batte ancora su di lui. Nuova posizione per il numero 11 che vuole provare a dare il suo contributo. Attenzione qui Peretto. Gira palla la formazione del Vicenza. Dal Grande si accentra, vuole lasciare spazio più possibile ai tiratori. Vanzo, Nastic, Vanzo
Peretto, attenzione, spazio per Vanzo, però ci mette il piedone Eli Drissi. Siamo 2-2, minuto 14:43, ancora moltissimo da giocare per una partita dove le due formazioni stanno facendo il possibile, anche se c'è molto Vicenza e altrettanta Leonicena, possiamo dire, dopo il brutto capitombolo di Coppa, dove la stanchezza si era assolutamente fatta sentire, e anche una partita tutt'altro che facile con il Cresole 80. Qui palla che viene recuperata da Vanzo, che può provare a calciare, però recupera anche il neoentrato Benetti nuovamente, poi Peretto di mezzo. Ora la partita può cambiare. Nastic si gira, recupera palla su, grazie a Vanzan. Longo lancia lungo alla ricerca di Marco Bocconcello, entra Tioro Umar a lungo, non si fida Vicario, palla fuori. Ha lanciato subito in campo Tior e Bocconcello. Qui Bocconcello, palla che esce, rimessa laterale che riparte dal Vicenza. È sempre Nastic, formazione ideale, possiamo dire, cambia forse un interprete, ma Peretto, Dal Grande e Nastic sono assolutamente sono tre pedine importanti per la formazione di Mister Cavallo. Mattia Dal Grande cerca su Nastic, si gira, la palla esce, era ben appostato Atanasov, quindi rimessa laterale per la Leonicena. Benetti, Thomas Vanzan, Benetti su Vanzan, il nostro mancino capitano cerca palla per Oumar, palla che però esce. Pronto al cambio anche Nocera e poi Della Monica. Dal Grande, i minuti sono 16, palla che esce, c'è un fallo, fischia fallo Atanasov, non sappiamo se sia più un fallo o c'è un colpo, forse ha colpito credo il ginocchio, quindi secondo fallo Leonicena. Purtroppo non ci siamo resi conto subito perché è proprio sotto la nostra postazione, ma Nastic proprio si è buttato, ha preso un colpo. Dovrebbe essere tutto ok per il numero 3 vicentino, che si sistema. Un po' anche di malizia in questi momenti della gara, dove basta veramente un colpo, chiamiamolo da maestro, per riaprire la gara. Vanzo si sistema in mezzo, probabilmente per disturbare la situazione. Vediamo, palla in mezzo, qui salva tutto, prima Longo e poi Vanzan. Attentissima la formazione di Mister Martinelli, però la posizione è assolutamente precaria. Qui palla, proverà a calciare, ancora rete e passa in vantaggio il Vicenza a 17:36. Dovrebbe essere Peretto, mette la freccia il Vicenza, calcio a 5. Palla sotto le gambe di Longo, colpo da maestro dicevamo, ed è quello di Stefano Peretto che porta sul 3-2 la formazione di Mister Cavallo. Leoni che però ripartono subito, sono assolutamente in partita, c'è moltissimo da giocare. Vediamo Vanzan, Tior, Marco Bocconcello, proverà a calciare, palla che tocca il giocatore del Vicenza. Vanzan proverà a calciare nuovamente su Vanzo. Leoni che però sono assolutamente volitivi, pronti a provare a recuperare in questo momento della partita, che è un momento molto difficile se vogliamo. Abbiamo appena passato la metà del secondo tempo, però c'è assolutamente il tempo per rimanere in partita, quindi Leoni che non devono assolutamente demordere contro una squadra che, ricordiamo, ha vinto 11 partite sulle 11 disponibili. Veramente è una squadra fortissima quella del Vicenza, che al primo errore punisce. Il risultato però è per ora di 3-2, quindi c'è ancora moltissimo da giocare. Leoni che devono assolutamente stare attenti, Vicenza che può tranquillamente girare palla per poi accelerare e provare a pungere nuovamente per prendere il divario. Scambio di opinioni in panchina tra Mister Martinelli e Paolo Sgreva alla ricerca di quello che è il bandolo della matassa su questo Vicenza. Cavallo tutt'altro che sicuro,
però vediamo qui Vanzo scende, non c'è fallo, Vanzo si era probabilmente lanciato, Atanasov era anche un po' distante, quindi il fallo ci poteva anche stare, ma non ha dato spazio, quindi qui palla che tocca Dal Grande ed è in calcio d'angolo. Decisione su cui probabilmente il fallo ci poteva anche stare, ma c'è uno scambio di opinioni ora con la panchina vicentina. Dicevamo che ci poteva assolutamente stare il fallo, ha lasciato correre Atanasov. Vanzan attaccato da Dal Grande, qui di nuovo Dal Grande in mezzo, si gioca giustamente il cartellino giallo. Vanzan era partito con la sua esperienza Dal Grande, fallo giusto e anche giallo giusto, assolutamente, era partito, l'ha fermato come ha potuto il nostro capitano, anche perché le stazze sono assolutamente diverse. 20° minuto, 3-2 Vicenza, grazie alle reti di Nastic, Dal Grande e Peretto, gemelli della Monica in rete per la Leonicena. C'è moltissimo da giocare. Dal Grande sul secondo palo recupera palla Tior, Vanzan, Tior recupera palla di nuovo Peretto, era andato ancora avanti il giocatore del Vicenza, viene chiamato il time out, ci prendiamo un minuto di pausa anche noi e poi ci rituffiamo per la seconda parte del secondo tempo. Time out chiamato dalla squadra di mister Martinelli. Ritorniamo subito in gioco col Vicenza che proverà ad allungare, però è entrato anche Alex Della Monica. Ora Peretto lancia lungo, Vicario, riparte la formazione di mister Martinelli. Leoni che hanno tutte le possibilità in questo momento, ci sta anche un po' il calo di tensione dopo il gol del vantaggio sotto misura di Stefano Peretto. Siamo 3-2 qui al palazzetto di Montebello Vicentino. Benetti gioca su Nastic, Alex Della Monica, Nocera, Manuel Della Monica, si ferma Benetti, giro palla della formazione di mister Martinelli, qui avanti ancora Benetti, ci mette il piedone l'autore della terza rete, il capitano del Vicenza Peretto, fa un po' quello che vuole. Alex Della Monica calcia sotto misura, c'è Celebic di mezzo e la palla è per la Leonicena, gioca alla pari la nostra formazione in maglia nera. Vediamo un po' che succede su Celebic. Vicenza che però vuole assolutamente legittimare il primato e anche la rete. Leoni che però non mollano, siamo al 23° minuto, ancora 7 più ben 2 minuti di recupero. Alex Della Monica in mezzo, Alex Della Monica calcia tra le gambe Vicario, Peretto calcia, salva tutto lungo, apre su Alex Della Monica, la palla gli passa sotto il piede, non c'è sintonia per i due, ma nessun problema, uno sguardo, tutto sistemato. Leoni che non vogliono assolutamente mollare la presa, Vicenza che vuole assolutamente anche un po' sfruttare gli spazi che si stanno creando. È entrato anche Boulajar con tutta la sua velocità e freschezza. Nocera viene bloccato da Peretto, palla su Dal Grande, ora Vanzan, fallo che sì, diciamo di mano, non ci sembrava nulla di assurdo, però dovrebbe essere il quarto fallo della gara. Qui Boulajar contrastato da Benetti. Della Monica, Nocera alla ricerca di Benetti,
si salva il Vicenza con Vanzo. Leoni che al 24esimo sono sempre avanti alla ricerca della rete del pareggio, però il Vicenza fa un po' quello che vuole. Qui c'è il fallo, vediamo se è... no, è il quarto, non c'è il quinto fallo, quinto fallo, sì, giusto, avevamo contato giusto, e il fallo di mano era stato conteggiato e quindi siamo al quinto fallo. Quando siamo al 25esimo minuto, quindi c'è un'altra possibilità per il Vicenza di provare ad andare a rete. Vediamo i Leoni come risponderanno. Hanno fatto una bellissima prestazione fino adesso, bisogna continuare, non avere paura di affrontare una squadra così forte. Non c'era. Benetti apre su Alex Della Monica. Non c'era. Manuel Della Monica. Alex Della Monica cercava, non c'era. Vicario la tiene, gioca su Vanzo. Vicenza che prova a rimescolare le carte un po' alla ricerca del quinto fallo, un po' per tenere anche distanti i giocatori della Leonicena, che sono sempre pronti a farsi sotto. Giro palla nelle retrovie sull'asse Peretto Dal Grande. Aspetta un po' la formazione di Mister Cavallo. Boulajar in avanti, Peretto Dal Grande apre su Vanzo, ci mette il piede, non si è fidato Alex Della Monica. Leoni che al 26esimo sono sotto di una rete, vediamo Dal Grande, calcerà ma risponde presente Alex Della Monica. Si gioca tutto su Vicario, Dal Grande con la palla che però tocca il soffitto. La rimessa è per la Leonicena ed è a centrocampo. Benetti, Manuel Della Monica, non c'era. Palla fortissima su Benetti, i due non si capiscono, però battimani per un gruppo che sta cercando in tutti i modi di crescere e fare il possibile. Palla di Manuel Della Monica, ora palla di Alex Della Monica. Dal Grande cerca Peretto, onnipresente, però la palla viene mancata da Vanzo, era troppo veloce. Manuel Della Monica in mezzo, ora Manuel Della Monica ancora. Non c'era su Manuel Della Monica. Vanzo si riprende con gli interessi il pallone. Rimessa, possibilità per la formazione di Mister Martinelli, che non riesce ancora a sfondare la porta difesa da Vicario. 27esimo minuto, però i falli sono 5-1. Non c'era, cade Peretto, non c'è nulla. Si allunga sulla conclusione Leonicena. Vicario, Leoni in avanti. 27esimo minuto di gioco, rientra Tior. 27 minuti di gioco qui al palazzetto di Montebello Vicentino, dove il Vicenza sta conducendo per 3-2. Tior, non c'era, palla fuori. I due non si capiscono, però ora si sistemano. Di nuovo in posizione di difesa, primo uomo Tior. Gira palla Peretto alla ricerca di Dal Grande, ci arriva Tior, ora Peretto alla ricerca di Boulajar che calcia e trova la rete del 4-2 il Vicenza, ed è quella di Boulajar. Prende in largo la formazione di Mister Cavallo. Rivediamo la rete del 4-2 all'esordio. In rete il Vicenza, siamo 4-2. Leoni che hanno ancora qualche possibilità, però mancano 2 minuti più, almeno 2 di recupero, con il Vicenza che sta conducendo anche un quinto fallo. 4-2 assolutamente legittimato, anche Leoni che però stanno giocando veramente un'ottima gara, dove il Vicenza sta sfruttando tutte le occasioni e anche con merito sta vincendo per ora questa gara. Gira palla la formazione di Mister Martinelli, qui Mattia Dal Grande, gira palla nuovamente Dal Grande, Peretto lascia scorrere il
cronometro dei secondi il Vicenza vuole provare a farne un altro, ma non vuole nemmeno rischiare di riaprire una gara al 29esimo minuto, considerando che mancano praticamente 2 minuti di recupero. Atanasov, osservato speciale, vediamo quanto recupero chiamerà, ma sono 2 i minuti di recupero in una gara che, nonostante i 5 falli, è stata tutt'altro che cattiva. Una bella partita dove il livello è anche rimasto assolutamente alto. 1 minuto solo di recupero chiamato, vediamo Tior, si gira, calcia ora Vanzan in avanti ancora, qui non c'è nulla, parte ancora il contropiede della Leoncina che calcia e risponde presente Vanzo. Siamo al 30esimo minuto, è iniziato l'ultimo minuto di recupero di questa gara con i Leoni ancora in avanti, però ora il contropiede è del Vicenza. Boulajar tiene palla, Benetti, Tior calcia, la palla è di poco, anzi di un po' di più fuori misura, quindi possibilità per il Vicenza di ripartire senza troppo fare fatica, però Vanzo lascia scorrere. Siamo a 30 secondi dalla fine, dove la formazione di mister Martinelli vuole provare, chiede distanza alla formazione di mister Martinelli. Non c'era, calcia, fa suo il pallone Vicario, Vanzo, Peretto recupera palla ancora la Leoncina, con i minuti sono 31, non c'è niente, viene fischiato un fallo in attacco da parte di Nocera. Vanzo si è un po' finita la partita, dai, va bene così, dice Atanasov, inutile anche dire di troppo. Allora vince per 4-2 il Vicenza Calcio 5 qui a Montebello Vicentino, una partita davvero ben giocata da entrambe le squadre, dove però la formazione di mister Cavallo ha legittimato il primato e continua a volare con 12 vittorie su 12 partite disputate. Leoni che hanno fatto tutto quello che potevano. Difficile comunque giocare contro una squadra di questo genere. Importante però che la formazione di mister Martinelli non perda la bussola e con tutta la voglia di migliorare faccia innanzitutto le buone feste con del riposo, ma possa anche provare a presentarsi ai nastri di ritorno con il Città Murata in qualcosa di meglio. Complimenti al Vicenza Calcio 5 che è campione d'inverno, lo era già a fine la settimana scorsa, e con questo noi vi salutiamo, è l'ultima partita dell'anno. Grazie mille per averci guardato, grazie mille per seguire le nostre dirette e auguriamo a tutti buone feste e una buonissima serata.